Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Roberto Carta, siamo in diretta da Nuraminis grazie alle immagini di Francesca Sini per la sfida tra la Gialeto 1909 e il Terralba Francesco Bellu, valido per la terza giornata di promozione il girone A. È iniziata Gialeto Terralba, va direttamente in porta, Lasi colpisce il palo, la prima occasione per il Terralba per passare in vantaggio. A vuoto Fois, palla che scorre dove c'è Porro con il tacco per Frongia, entra in area di rigore 99, si libera per il destro! Che gol di Ivan Frongia, il Terralba passa in vantaggio a Nuraminis. Tiro a giro imprendibile per Davide Boassa e dopo 20 minuti cambia il parziale, 1-0. Ena alla ricerca di Elioni, prova a proteggerla il numero 9 che poi allarga per Pace, c'è spazio per il numero 11, stavolta il cross è più pulito, proprio per Elioni che va di testa sul fondo. Può andare alla battuta Ena, la ricerca di Fois, seconda palla che arriva nelle disponibilità di De Santis che con il sinistro sul fondo. Fois rimessa lunga, attenzione a Perinozzi che calcia al volo col mancino, non riesce a dare forza. Poi Orru ancora in avanti, la formazione di Maurizio Firino, gioco allargato dove c'è Porro, entra in area di rigore l'ex Villa Cidrese, mette dentro il cross e il colpo di testa, c'è il raddoppio di Francesco Diana. In avvio di ripresa il Terralba trova anche il gol del 2-0. Fois, rimpallo favorisce Musa stavolta, anzi Perinuzzi gli sradica il pallone, poi va da Elioni, Elioni il destro. Facile la presa di Marco Aramo. Porru scambia con Onnis, arriva il cross al centro dell'area, altro colpo di testa, salvataggio di Boassa, no, c'è il gol di Nicola Manca, arriva il 3-0 del Terralba, un altro colpo di testa al 26esimo. C'è più tempo, fischia 3 volte Mattia Capota-Sederistano, il Terralba vince 3-0 a Nuraminis contro la Gialeto.